Benvenuti a tutti in un nuovo giro GPX. Non è domenica ma bensì è mercoledì. In genere il mercoledì facciamo le nostre uscite brevi e abbiamo detto perché non portiamo un contenuto sul canale, ed ecco che siamo qui, siamo appena partiti da casa e ora Carla vi darà i dati tecnici del giro. Il giro di oggi sarà un giro di 65 km con un dislivello nullo e sarà prettamente su argini. Faremo un giro che toccherà gli argini delle province di Padova e di Venezia, toccheremo un sacco di mulini, percorreremo il Muson e la storia racconta che un tempo tra Padova e Venezia c'erano appunto delle liti per quanto riguarda l'occupazione o comunque la conquista di quei territori, in quanto erano ricchi di corsi d'acqua e di campi ed erano molto buoni per l'agricoltura. Un bel girettino gravel di strade secondarie che si incrocerà tra storia e bellezze dei nostri territori qui vicini. Ci troviamo ora lungo il percorso del Tergola. Questo è una sorta di, io lo chiamerei museo a cielo aperto, con tutti queste piccole creazioni che sono state fatte con materiali naturali o comunque sia materiali di scarto. Qua c'è tanto legno, ferro ed è veramente bello come le persone abbiano una creatività incredibile. Ci siamo collegati adesso al Muson. Qui passa anche il cammino di Sant'Antonio. Comunque è pazzesco pensare a come attraverso argini ci si possa veramente spostare in maniera estremamente rapida da un paese ad un altro. Cioè la strada è completamente abbreviata, quindi in realtà alle volte spostarsi in bici non è per niente un problema, anzi, perché raggiungi un posto nella stessa velocità o comunque nello stesso tempo che lo raggiungeresti in macchina in mezzo al traffico, alla confusione. Quindi approfittiamo, ne andiamo in bici, soprattutto con giornate così. Che meraviglia! Eravamo troppo felici di mostrarvi quelli che sono stati i nostri primi argini, le nostre prime strade secondarie che abbiamo fatto in gravel e che ci accompagnano tuttora nelle nostre uscite infrasettimanali. Sono totalmente fuori dal traffico, quindi si respira un po' di natura, un po' di silenzio e comunque sono molto scorrevoli perché sono battute. Può essere una valida alternativa o un'aggiunta se siete di passaggio da inserire nelle vostre tracce. Poi questi argini sono
bellissimi, soprattutto in queste condizioni meteo, con queste nuvolette che a me fanno letteralmente impazzire. Un po' più spavaldo, continuano questi arginelli molto selvaggi, devo dire. Dopo le piogge incessanti l'erba è cresciuta bene. Azzarderei dire che sono argini, anzi senza azzarderei, dico che sono argini molto selvaggi. Abbiamo trovato erba altissima, sono un po' lasciate allo stato completamente naturale. Adesso qui, come si può notare, questa parte è tutta in atto di sistemazione. Arginello bello ripulito e tagliato. Guardate che bello il laghettino. Arginello finito. Adesso siamo qui nei pressi del castello di Stigliano, dove dovrebbe esserci anche un altro mulino. Quando dicevo che appunto veneziani e padovani litigavano per il dominio dei campi o comunque sia di queste zone, lascio ben intendere perché ci sono solo campi. Quante cose dietro casa di cui magari non sapevamo neanche la conoscenza. Ovunque vai è pieno di meraviglie. Alla fine basta una gravel e il mondo si trasforma. Sono arginelli belli selvaggi questi. Comunque è incredibile la rete di argini che non abbiamo in questo territorio. Passaggio papere, forza ragazze! Sbucati a Mirano. Catapultati qui sull'argine di Mirano. Siamo già fuori dal traffico, passaggino. Ed è argine, arginello. Adesso abbiamo tagliato e siamo entrati in argine. Questo è uno dei miei preferiti perché lo trovo divertentissimo. È molto scorrevole, a tratti un po' tecnico, però si riesce ad andare via belli veloci
e io mi diverto sempre un sacco. Il fondo è veramente scorrevolissimo, qua si può viaggiare forte. Stamattina a bordo strada così, vedere ancora esplorazione, questo arginello un po' incurato per ora. Rientrati in arginello, è stato bellissimo finora perché ci siamo addentrati proprio in tutte quelle che sono le campagne qui sul Veneziano. Per Argini si arriva dappertutto, posso proprio confermarlo. Ci siamo trovati per campi, per argini, comunque argini, come dicevo prima, molto molto selvaggi, però è bello scoprire anche territori così poco trafficati e poco frequentati anche da ciclisti proprio nelle nostre zone dietro casa, perché sono un toccasana per l'anima. Siamo ormai quasi giunti a conclusione, mancano 10 km e intanto continua la ghiaia, trattine scorrevoli, sempre lungo argine. Siamo ricongiunti sul Tergola, che è questo fiumiciattolo che passa praticamente dietro casa nostra. Arrivati, allora giro concluso, appuntamento un po' insolito questo mercoledì. Infatti, come vedete, non finiamo con la birretta perché insomma ci diamo un tono almeno infrasettimanale. Infatti mi dispiace, ma
mercoledì non si può. E è stato comunque bello, ci sono stati certi tratti comunque di argini che devono ancora essere sistemati, però insomma ha piovuto tutto questo mese, quindi è anche normale. E spero insomma che vi sia piaciuto questo giretto e noi ci vediamo alla prossima birretta.